Buongiorno cari amici, è venuto a trovarci la signora Nina per offrirci sempre qualcosa di buono. Noi siamo in diretta e la Hilde è andata a aprire la porta, ma io sono qui con voi. Non vi abbandono mai, mi raccomando, mascherina quando è, perché vogliamo le distanze sociali. Buonasera a tutti. Ciao Hilde, cosa Ciao. fai? Ciao, hola. No, è perché appena suonato una signora che ci è venuta a portare qualcosa. Sì, una carissima vicina di casa. Quella del terzo piano, no? Del secondo. Sì, è scesa, l'hanno sfrattata dal terzo. Quella del terzo è quella della mano sul fuoco. Ah, la mano sul fuoco. Cari amici, anche oggi siamo qui con voi, vi vogliamo bene perché se voi volete bene a noi vogliamo bene a voi, no? Eccola qua, la nostra Chris. Ciao Chris, ciao, grazie, buonasera. Allora, se volete fare le domande sapete cosa fare. Valentina, buonasera, piano piano, arrivano i nostri amici all'Echetichella arrivano. Allora, stavo spiegando ai nostri amici che è suonata una persona alla porta, tu sei dovuta andare giustamente a rispondere perché ci ha portato qualcuno un pensiero, no? Qualcuno deve farlo. E allora mi ha abbandonato, ma era partita la live e io sono ormai era inarrestabile. Bene, cari amici, partiamo subito con il patellone, il solito pippone della Hilde. Se resistete al pippone della Hilde, vincete una risposta gratuita. Non esageriamo, sì, qui online, insomma, gratuita online, qua in questa diretta. Non allarghiamoci troppo. Bene, andiamo avanti. Hilde, racconta un po' su questa roba qua, ma... Allora, come vedete in sovraimpressione, che vi ha salvato dalla visione dei nostri volti, siete stati graziati. Allora, c'è il nostro sito www.ilcapitano.intervista.org, è online dal 2015, ha come obiettivo la divulgazione gratuita della radionica. Ovviamente nel corso del tempo, oltre ad aver raccolto, organizzato moltissimi circuiti all'interno di dispense in formato PDF, quindi scaricabili gratuitamente da tutti coloro che entreranno nel sito e vorranno approfittare fino a che le connessioni reggono di procurarsi questo materiale. Nel sito sono stati aggiunti poi nel tempo anche altre risorse, sempre però nell'ambito esoterico, quindi sicuramente avrete modo di attingere a queste risorse e di fin da subito iniziare un percorso di conoscenza, studio della radionica, ma anche di altre discipline. Abbiamo messo molte meditazioni, esercizi che sono appartenenti alla tradizione ermetico-cabalistica, e ovviamente a sostegno, supporto del nostro sito abbiamo anche i nostri gruppi di Facebook, i casti sacerdotali, radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo. Questi gruppi sono aperti a tutti i volenterosi, tutte le persone che hanno voglia di imparare da queste discipline. Ovviamente il titolo del gruppo radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo è inequivocabilmente allusivo esatto, ma non troppo, a quello che trattiamo all'interno dei gruppi, quindi venite, fate pure richiesta, vi accogliamo a braccia aperte. Ricordo comunque che tutto il materiale che è presente sul Capitano trova nei nostri canali YouTube, all'interno delle playlist, video di spiegazioni. Quindi se avete dubbio su come si usano i circuiti, sull'uso del pendolo e tantissime altre cose e risorse che abbiamo insegnato e trasmesso, divulgato nel corso degli anni, cercate nelle playlist dei nostri canali YouTube per cominciare questo fantastico percorso con Marietto, ma soprattutto con la nostra Hilde. Vi ricordo comunque che siamo sempre disponibili per persone di buona volontà che hanno voglia di approfondire ulteriormente quei discorsi in privato, per chiaramente un costo di 20 euro 40 minuti. Esatto, ci sono ovviamente dei percorsi che si fanno individualmente. Spesso mi chiedono: ma fai i corsi quando inizia un gruppo di studio? Gruppi no, li abbiamo seguiti per anni, ma purtroppo non c'è un riscontro reale. Abbiamo fatto anche roba gratis per 3-4
4 anni. Abbiamo cominciato Però infatti purtroppo gratuitamente. se la gente non paga, non dà il giusto valore al materiale esoterico che viene trasmesso. messo, C'era quindi- questa cosa di esserci, non esserci, poi leggo dopo, poi faccio no. Purtroppo i percorsi iniziatici, i percorsi di veramente crescita personale richiedono costanza, energia, tempo, costanza, dedizione volontà, e quindi è siccome inutile. richiede tutte queste cose, ovviamente siamo disponibili ad accompagnarvi, ma è tempo che Esatto. sottrarremo ad altre cose. E Quindi è chiaro che ha, come dire, abbiamo un costo ed è quello, quindi 20 euro, 40 minuti, 40 minuti. Vi ricordo che quindi si sviluppa un corso personale sulla persona, sulle sue qualità, le sue abilità e quindi non c'è un corso standard. No, non c'è un corso standard, però adesso andiamo oltre perché vedo già tante Cominciamo domande. a rispondere. Vi ricordo... prima che rispondere alle domande sì. parliamo anche di qualcosa di importante, il nostro Best Buy. Il nostro ciondolo, io ho sempre, non me ne separo mai, la versione però la prima, quella col nickel. Sì, quella col nickel, che non è una moneta, ma è una non è il nichelino, ma non è il nichelino. una sostanza un pelino allergizzante, quindi io non ho mai avuto difficoltà, neanch'io. però proprio perché si cresce e si migliora, la seconda edizione di questo ciondolo, perché c'è già stata una prima infornata di ciondoli, la seconda edizione è come la vedete in sovraimpressione, quindi è di questo materiale sempre di ottone, perché l'ottone con le frequenze umane è perfettamente compatibile, si presta in modo eccezionale alla programmazione, quindi è di ottone non nichelato, quindi appare com'è così allo stato grezzo. Io pensavo fosse dorato l'ottone, invece mi hanno spiegato che è perché subisce dei processi di lavorazione, quindi compreso la nichelatura e quindi diventa dorato in quel modo, ma allo stato autentico l'ottone è nel colore che vedete in sovraimpressione. Quindi il ciondolo appartiene alla tradizione ermetico-cabalistica, è l'albero della vita, raffigura le Sefirot, quindi già solo per simbolo potrei parlarvene un'ora, ma non ce l'abbiamo, quindi sappiate che è il massimo talismano, mettiamolo così, propiziatorio che possa esistere, perché raffigura le schiere angeliche al loro completo, nella loro forma equilibrata, che è il grado di perfezionamento che dobbiamo raggiungere. Attualmente la condizione umana non è basata su 3 pilastri, ma su 2, che sono i pilastri della polarità. Il perfezionamento dell'albero sefirotico si pone sulle 3 gambe, quindi positivo, negativo, neutro. Questo principio, oltre che essere un fondamento dell'ermetismo, è il fondamento del massimo equilibrio e del massimo benessere, perché nell'equilibrio si sviluppa tutto in modo armonioso e ogni potenziale viene così sviluppato. Non fosse altro, già solo per questo simbolo, per questo valore così straordinario, ricordo che ogni sefira ha governo sui vari ambiti della vita, quindi possa essere l'amore, le amicizie, la salute, la prosperità, il benessere, la protezione, tutto è strutturato e gestito, governato da queste intelligenze divine. Quindi già solo questo simbolo è importante per questo. Scusa Ciotti, entro in diretta e qui siamo a Barcellona Pozzollicotto, no, perché sennò inizia col pippone. Io l'ho detto che era il pippone della IL. Vi ricordo però che l'abbiamo lavorato anche per programmarlo affinché sia forte nella difesa personale, perché purtroppo spesso siamo troppo vulnerabili ai pensieri degli altri, all'azione degli altri, anche a interferenze negative, visibili e invisibili, quindi questo ciondolo veramente è importantissimo. È importante. Cioè adesso io rido, scherzo, faccio un po' gillare, però ragazzi Ciotti, questo che è un ciondolo... buonanimo. Sì. Però effettivamente poi inoltre viene anche usato... No, ma lascia stare. Ah, ok. No, niente, ogni tanto leggo i commenti che compaiono, quindi... Infatti guarda qui, uno dice, vedi Simonietto, hai ragione, se fai qualcosa di specifico gratis non c'è l'impegno a partire del consultante. Tanto gratis. Esatto, bravo. Ma noi per avere queste conoscenze ce l'ho fatti. Un mazzo come la mia faccia, quindi figuratevi voi come grave la cosa. Allora, detto questo, vi ricordo anche che abbiamo i
I riti operativi, Ritualistica, la sempre della ritualistica. tradizione ermetico-cabalistica, sempre con le schiere angeliche Esatto. come dire, l'albero del bene, quindi le schiere Esatto. superiori, e ovviamente parte di tutta la tradizione ermetico-cabalistica operativa, quindi ritualistica, ci sono anche i sigilli. Ora, al di là di tutto, invitiamo sempre, se avete dei problemi, se avete delle difficoltà, dei blocchi, a lavorare attivamente, prima di tutto con un percorso, al di là di quello che può essere di studio, un percorso che parte da un primo consulto, si vede dove siete bloccati, quali sono le reiterazioni della vostra data, quali sono i vostri blocchi che tendono a ripetersi, e già tramite la correzione dei simboli riusciamo ad aiutarvi a venire fuori da questi schemi ripetitivi e soprattutto sfidanti. Quindi si può studiare poi insieme non solo come programmare il subconscio per correggere l'atteggiamento che generalmente parte quasi di default, no? Noi siamo strutturati in un modo che ci proviene dagli influssi planetari al momento della nascita, dal nostro percorso anche delle vite precedenti. Certo. Per chi ci crede, per chi non ci crede, spiegate se potete certe cose che avvengono, è difficile, quindi questo percorso serve proprio a cogliere e sfruttare appieno il potenziale di questa incarnazione per migliorare la propria vita. Quindi approfittate finché siamo disponibili, marito e io, di iniziare questo percorso, sarete accompagnati, e quindi se servirà ritualistica, se servirà circuito, se servirà il sigillo e quale, lo vedremo insieme nel consulto. Quindi vi invito comunque sempre a passare prima tramite un consulto. Poi se siete ispirati da un sigillo, dal ciondolo e desiderate commissionarlo, non è obbligatorio il consulto, Sì, chiaramente. certo. Bene, detto questo pippone, Il pippone della Hilde è concluso. della Hilde, Nome, data di nascita, domanda formulata in modo chiaro che ovviamente riguardi un aspetto specifico. Vi faccio l'esempio, volete chiedere per il lavoro? Benissimo, indicate se siete alla ricerca, se state già lavorando, se come sviluppa il vostro lavoro in futuro, quindi date delle indicazioni che servono proprio, per esempio avete fatto un colloquio, aspettate la risposta, scrivetelo, date queste informazioni, quindi è più facile darvi una risposta più pertinente e soprattutto più mirata. Se la vostra domanda riguarda un'altra persona, dovete mettere anche il nome e la data di nascita dell'altra persona. Bene, io vorrei dire una cosa, mi ha contattato una nostra cara amica che ci segue, però ha problemi con Facebook, però io e te la conosciamo bene, è la nostra Milena, qui vedi, però purtroppo lei non riesce a far vedere il nome, quindi è proprio un'eccezione, perché noi la Milena ci segue da tanti anni e conosciamo. Ok, perfetto. Ciao, posso fare una domanda? Sono Milena. Ok, conosciuta da noi, 71. Ho fatto domanda per personale ATA. Per aumentare il punteggio dovrei conseguire una laurea triennale, ma mi costa tempo e denaro. Ne vale la pena di farlo? Grazie. La nostra Milena fa questa domanda. Vediamo di rispondere a Milena se effettivamente il corso triennale di laurea che a vediamo pagamento, se ho capito bene. Certo, le lauree sono tutte a pagamento. Allora, vediamo per la nostra Milena, come per lei, eventualmente che conseguenze avrebbe affrontare questo percorso di studi. Allora, l'inizio c'è. L'inizio sembra, partiamo bene col sembra che potrebbe essere un inizio gaudiente. Beh, sembra positivo, però vediamo cosa dice la stesa. Vediamo cosa dice la stesa, perché sembra tanta canna al fuoco, tanta roba. Sai che il domestico spesso riguarda proprio le fasi di inizio, no? Quindi il praticantato, lo stage, ma anche il noviziato, oppure, secondo me, rientra in questo aspetto anche la matricola, potremmo definirla così. Allora, Milena, tieni stretto, sei seduta su una poltrona, su una sedia, sei seduta perché qui abbiamo informazioni importanti da darti. La partenza sembra un po' tirata col freno a mano, il passato, vedi qua, si vede che hai parlato con tante persone, hai tentato tante strategie,
e sempre che ti abbiano quasi ingolosito, diciamo Ma ingolosito. si vede che le viene chiesto un impegno e che in altro ogni che- caso altro che. le ha aperto un mondo Noi conosciamo che di opzioni e la Milena possibilità. è una signora impegnata, forte, che si impegna, si muove nelle giuste direzioni. Vediamo che guarda la cosa con estremo pragmatismo, con una cosa importante. Sicuramente valuta anche le forze in campo, nel senso Esatto, la sì. mente di adesso non è più quella di quando si è ragazzi, ma nonostante ciò Mm. le possibilità e i potenziali ci sono. Sì. Qui vedi, adesso tolgo la domanda perché sennò non si vede. Se no non si vede tutta la Milena, stesa. tolgo la domanda, però andiamo avanti. Devi andare lì. Eccola qua, andiamo. Poi vedo che il futuro un attimino di perplessità, Ci pensa, perché ci sono cose nascoste che non si vedono tanto bene. sì, ma anche degli imprevisti che possono un pochettino interferire e quindi al momento di scegliere probabilmente c'è un po' di confusione. E poi vedo un Però uomo, lo studio c'è, il letterato è una carta legata agli studi. altro che. Ma, Sai, è dispendioso economicamente, sì. però nel tempo effettivamente Magari se non è dall'esito. vedi Milena, se non è perlata è sempre un arricchimento, no? Però perlata non posso mettere la mano nel fuoco di quella signora del terzo piano, perché non so, potreste sfruttarla meglio questa laurea, no? Ma ammesso che poi decida effettivamente di farlo, perché secondo me non lo fa subito. Anche secondo me. Già. Però in seguito alla fine penserai vedi qua, che forse non hai nulla da perdere nello studiare ancora, tranne che è un investimento È un importante e investimento, si sì. vede. Però guarda, anche la vecchia signora parla della conoscenza acquisita. Altro che poi una sicurezza, vecchia signora, stabilità, Quindi competenze. alla fine l'esito, a parte un esborso economico, parla Cioè, comunque studiare non fa mai male. un risultato comunque Lo positivo. diciamo sempre anche ai nostri figli, infatti, il nostro ragazzo fa il liceo linguistico perché gli è spiegato che un colpo di lingua nella vita serve sempre. E quindi io ho detto fai il liceo linguistico, no? E sta continuando tutti e due a fare corsi di lingue anche, esterni, privati. Detto questo, diciamo, bene, passiamo alla prossima prossima domanda e rimetto la mascherina perché sennò soffoco e andiamo avanti. Ricordatevi il dottor Marietto, fate sempre il liceo linguistico perché un colpo di lingue nella vita serve sempre. Andiamo avanti, mettiamola giù con ridere. Comunque Milena sì, la scuola in sé funziona, magari non perlata, ma in generale è un arricchimento importante. E la Milena dice grazie e dice lo so, Milena, ormai vivrai fino a 120 anni, la pensione arriverà a 90, ormai se andiamo avanti così sì. Ragazzi, per noi non arriva proprio. Per noi non arriva proprio, anzi mi ha detto lavorerà fino a 94 anni, anche dopo lavorerà dall'altra parte, va bene. Proviamo a rispondere. Andiamo avanti. C'è la Stella Fly che ci ha fatto un papillon. Guarda qui che cosa. Allora, guardate un po' cosa ci scrive. Ciao. Vedi, allora intanto Stefly dell'85. Ci sei? Allora, ci sei Stefi? Se ci sei batti un colpo, devi dire sì ci sono, vi seguo con interesse. Esatto, perché se no passiamo alla prossima domanda, mi raccomando. Aspettiamo un po' se la Stefi, perché ha fatto un bel domandone. No, non c'è, passiamo alla prossima. Sì, eccola qua. Benissimo. Bene, Stefi, bene. Allora, andiamo a leggere il papiro della nostra di Stefania, vediamo. Ne ha scritto giù che non finiva. È qui. Ciao. Ok. Vedi un nuovo amore per me nell'ambito della biodanza? Cos'è che è? Stefania, 9 aprile 85. Se non lo vedi da subito penso sia normale perché sto ancora molto male illusa per un'altra persona. Andiamo sotto. No, perché anche lei a pipponi non scherza. Sì, ma deve essere... No, magari non è serata. Che è serata ai pipponi. Appunto, se non lo vedi subito è perché mi sono fortemente illusa di una persona che per me non prova niente, ma si diverte a continuare a prendermi in giro e io ci casco purtroppo. Per un nuovo amore, per me intendo per una relazione sana, stabile e duratura. Entro giugno credo si arriverà, grazie di cuore. Vuoi anche il giorno? E poi aspetta, non ha mica finito, vite precedenti.
Ecco appunto, se non vedi un nuovo amore subito è proprio perché sto ancora risolvendo con questa persona che mi tiene legata in modo malsano, in un nodo karmico che sto sciogliendo. Ok, proviamo a Ok. risponderle E noi poi dice adesso. ciao, allora vediamo Ok. un po' se la nostra Vediamo Stefi quindi. dell'85 entro giugno gli entra. Ci sono novità in amore o Ci cosa, o sono cosa novità attrae? in amore. Vediamo un po' se entro giugno la nostra Stefi, vediamo un po', eccola qua. Ci ha spiegato 9 aprile. biodanza, Sì, perché sì, nell'ambito della biodanza. Vediamo. nell'ambito della biodanza. Seguiamo un po' la Stefi. Biodanza, 85 giugno, c'è quest'uomo che Amore, un amore. un nuovo amore, Nuovo. un nuovo flirt, ma sano. No, lei non chiede un flirt, qualcosa di duraturo. Sì, no, qualcosa Vediamo, di vediamo cosa arriva. stabile. Ok, va bene. Vediamo un po', Rullo i tamburi. Voilà. Amore. A toglierlo, facciamoglielo vedere. Senti, sei seduta? Questo domestico è già la seconda volta che compare. Allora, buono. Beh. Aspetta che la Stefi ci aggiorna su qualcosa di importante. Biodanza è una disciplina olistica che seguo da tempo e che mi sto formando come istruttore. Bene. Perfetto. Bene. Allora, il taglio è buono, no? Beh, allora il taglio annuncia qualcosa di importante. Sì, è un ragazzo più giovane. È un ragazzo più giovane. È un tuo collega di questi studi. Esatto. Qualcosa che oppure entrambi, più giovane che partecipa con qualche moscone che gira intorno. C'è. Ancora uno? Sì, lo so. Hai ragione che c'è stato uno che ti prendeva in giro in passato. Altro che. Vediamo un po'. Entro giugno. Guarda, Stefi, adesso io potrei essere tranquillamente il tuo nonno? Papà. Nonno. Papà. No, papà. Papà, guarda. Allora, il passato vedo che è una persona, cioè sarà un legame karmico, però diciamo che lui è un po' un birichino. Tu ti sei sempre donata, vedi qua è una carta molto importante, si vede che sei stata una persona seria, importante anche nella sua vita, no? Però io vedo che lui ti ha detto tutto, contrario di tutto. Sì, effettivamente qua il sacerdote potrebbe essere un legame karmico, però diciamo che lui... Sì, perché dove c'è Saturno c'è il karma. Però fondamentalmente quest'uomo è freddo con te, non ha sentimenti. No, non ha sentimenti. Però vedi che ti manda in confusione perché Esatto, sì. ha un certo carisma su di te. E anche dei doni, delle qualità, però le usa a suo vantaggio. Nel presente... io vedo che c'è già qualche communication, c'è già qualcuno che vorrebbe flirtare. Sì, e poi vedi la danza. Guarda E qua, poi le la sigille danza, sono straordinarie. esatto, vedi che qua già fa Sai, capire. c'è in corso una conoscenza che sta solidificando, si sta diventando magari uno di quei rapporti di reciproca assistenza, come se si prendesse cura, e può diventare qualcosa di concreto, di rassicurante. Valido. Sì, Sembra. C'è qualche interesse in questo momento. Sembra, perché poi il futuro per giugno io vedo dei cambiamenti. Quindi in questo momento è vero che c'è qualcosa nell'aria e forse c'è anche un inizio. Forse c'è un inizio, però è un po' stemperato. È un inizio che ti porta un po' in crisi, come se invece di queste sicurezze iniziali si trasformano invece in discussioni, gelosie. Sì. E tutto questo sembra comunque portare a dei blocchi nei confronti di Aspetta un'altra persona. Aspetta che la Stefi ci aggiorna. Aspetta un po', cosa dice? Birichino a dire poco. Perché ci lavoro insieme. Dunque, diciamo che la situazione in ogni caso inizierà, ma avrà una battuta d'arresto. E qui si vede tornare una persona del passato. Esatto, attenzione perché sembra un comeback, un vintage. Sì. A questo punto c'è una grande indecisione. Esatto. Perché da una parte
una persona ti attira tantissimo, dall'altra però sai bene che come controparte richiede uno sforzo non indifferente, o comunque è una sfida, c'è qualcosa che devi proprio mettere a posto, che devi sì. sistemare. Quindi Quindi Stefi, io non metterei la mano sul fuoco neanche del vicino piano di sopra. ci sono cose prima che meritano di essere messe a posto. Quindi per giugno io non vedo che ci sia qualcosa di stabile, casomai qualcosa così. Potrebbe Ma non me la sento di dire che delle sibille che sono uscite, no. Andiamo avanti, va. Andiamo avanti con... Diamo un'altra domanda, rispondiamo. C'è quell'ometto lì che L'Emilio Marco. Marco. Emilio Marco, cosa dice? Scusa Emilio se ti ho detto metto, ma in mezzo a tutte queste signore. A queste signore. Oh, scusate, devo fare una cosa importantissima. Adesso ti lascio con l'Emilio. Va bene, rispondo io a Emilio. Vediamo un po'. Emilio. Prego. Benissimo, ecco lui c'è, Emilio. bravo. Ci ha scritto, quindi andiamo a vedere un po'. Buonasera Ilde Marietto, sono Emilio. Aspetta. 26 settembre del 64 e da molto tempo non ho un lavoro soddisfacente e adeguate entrate economiche. Sto tentando di ritornare a fare il mio vecchio lavoro, ma per ora niente da fare. Troverò il lavoro che desidero. Che lavoro era il tuo vecchio lavoro? Esatto, sarebbe bello se ce lo scrivessi. Sì. Vediamo intanto. Anch'io dopo vado a fare il mio vecchio lavoro. Il passo delle montagne dov'è? Ragazzi, aiuto. Va bene, rivolgo allora lo schermo verso di me e ci sono? Sì, non ti preoccupare che se va storto provo a inserirci una lima. Va bene. Allora, lui dice fumetti. Ok, benissimo. Allora, vediamo intanto cosa ci dicono le sibille rispetto all'ambito lavorativo per Emilio. Si vede che è dura. Già. Sai, è un periodo un po' di crisi, Le opportunità non è che nascono come i funghi dopo le piogge, quindi è un periodo dove sei un po' frustrato, però sii paziente, l'invito è sempre la pazienza, perché il gatto insegna l'opportunismo, il momento giusto per muoversi. Allora, andiamo con ordine, Emilio. Beh, probabilmente in passato, e non so a quale momento esattamente si stiano riferendo le sibille, ci sono stati anche dei bei momenti. La carta dell'allegria parla di occasioni e di risultati apprezzabili, ma probabilmente ci sono anche alcune persone che in qualche modo avevano promesso delle cose o situazioni che comunque ti hanno mandato un pochino in confusione. Spesso i deliranti annunciano o comunque raccontano di persone che magari si sono anche tirate indietro, hanno detto delle cose e se le sono rimangiate, quindi questi aiuti che sono stati piuttosto altalenanti anche nel passato, anche se diciamo che proprio grazie a qualcuno che magari ha fatto il tuo nome oppure ti ha messo in contatto con qualcun altro, qualche occasione c'è stata. Allora, si vede che adesso queste occasioni, chiudiamo col bambino, apriamo con l'amore, quindi qualche inizio di recente e qualche altra possibilità di fiorire c'è, ma vedi che ci sono proprio ritardi al consolidamento, anche attese nell'avere delle risposte, quindi è un momento in cui soprattutto l'aspetto economico ti sta tormentando. Ed è vero, e i pensieri, le preoccupazioni sono legate alla casa, quindi io non so in particolare che cosa tu senta di rischiare o se la casa è intesa come non tanto il luogo e quindi temi che ci siano problematiche proprio legate all'abitazione, quanto piuttosto proprio ai doveri e agli impegni familiari. Quindi diciamo che c'è comunque una situazione di ansia crescente. Purtroppo nel prossimo periodo le opzioni che sembrano aprirsi
che ritardano, si bloccano, quindi qualcuna proprio non verrà proprio riaperta, ok? Quindi non fare tanto affidamento a quello che c'è nell'aria in questo momento. Quindi purtroppo c'è da avere ancora un po' di pazienza, Emilio. Le cose andranno meglio e sono legate a una figura femminile o straniera o che è distante e tramite questa persona si potranno intavolare trattative. Quindi a livello lavorativo nel futuro ci saranno sviluppi legati a questa figura femminile. Quindi di preciso ovviamente non ti so dire chi sia, magari, però si vede questo, che può riguardare le tue passioni e può riguardare proprio terre lontane. Quindi magari una donna straniera, ok? O qualche contatto che comunque può guardare l'estero o soprattutto e non ultimo un bel sollievo rispetto alle questioni lavorative. E l'esito, quello che è più incoraggiante di tutti, è che la tua perseveranza, la tua resistenza, ma soprattutto i tuoi talenti, perché comunque la carta della costanza è la carta dei talenti, alla fine otterranno, non dico il giusto riconoscimento, ma sicuramente la possibilità finalmente di fare qualcosa che avrà sviluppi nel tempo e soprattutto è qualcosa che già amavi fare. Quindi secondo me si riaprono vecchi capitoli che non hai mai abbandonato e che dentro il tuo cuore sono sempre stati importanti. Comunque mi dispiace averti dovuto avvisare per quello che sono le cose che avverranno nel prossimo periodo, però purtroppo c'erano e non posso fare finta che va tutto bene se poi dopo magari effettivamente non succede quello che si vede, ma la svolta avverrà ed è legata a quella donna, quindi arriverà. Benissimo, visto che sono rimasta da sola per questa sera vi saluto, vi ringrazio tantissimo per aver deciso di trascorrere un po' del vostro tempo in nostra compagnia prima e quello che è rimasto adesso con me. Vi ricordo gli appuntamenti della settimana, ritorniamo martedì alle 21:15 e giovedì sempre alle 19 su questi canali. Se desiderate un incontro professionale, non un incontro di persona, ma un consulto telefonico, contattate il Marietto, contattate me, è indifferente, l'importante è che siate a vostro agio, quindi siamo disponibili in privato, scriveteci su WhatsApp e 20 euro 40 minuti. Grazie di cuore a tutti, buon proseguimento di serata, a martedì alle 21:15. Ciao!